Dopo la paralizzante stagione delle leggi ad persona, si è tornati al rispetto reciproco degli elementi dello Stato. Si apre all'insegna della ritrovata credibilità e fiducia dello Stato l'anno giudiziario alla Corte d'Appello di Venezia. Sul tavolo anche la questione del sovraffollamento delle carceri che interessa tutti i centri di detenzione del Veneto. La casa circondariale di Santa Bona ospita il doppio dei detenuti previsti e la Corte di Strasburgo ha dato un anno di tempo per risolvere la questione. Urgono leggi, mezzi finanziari, un cambiamento anche di mentalità da parte un po' di tutti. Altra linea di demarcazione è settembre 2013. Dopo questa data tutti i fascicoli delle sezioni distaccate del Tribunale, che saranno chiuse, arriveranno direttamente in Via Verdi, accorpamenti che gli addetti ai lavori non danno come risolutivi sulla spesa delle energie finanziarie. E soprattutto per il carico di lavoro che verrà riversato in uffici che probabilmente non saranno nelle condizioni di poter smaltire il sovraccarico che si creerà. Altro nodo da sciogliere per il Tribunale trevigiano è quello della sua presidenza. Lavorare senza un presidente del Tribunale è una situazione assolutamente improponibile. La questione su questo fronte è ancora aperta, anche se nei corridoi del Palazzo di Giustizia circolano alcuni nomi. Il più quotato, o forse dovremmo dire il più atteso e sperato, è quello di Aurelio Gatto, già presidente del Tribunale di Bassano del Grappa. Comunque delle prospettive rosee perché il presidente che arriverà, di cui si ipotizza la nomina, sarà sicuramente una persona molto capace. Una nomina oramai addirittura d'arrivo, forse entro il mese, forse. Sono i tempi del sistema burocratico che amministra la giustizia.